Si può sconfiggere la crisi. È la sfida di tanti giovani veneti e bellunesi, è una sfida che stanno provando a lanciare. Oggi l'assessore regionale Elena Donazzan è salita tra le Dolomiti per incontrare proprio alcuni di questi giovani. Sentiamo Daniele Dalvit. Un tuffo nel passato per guardare al futuro, si torna a lavorare la terra per provare a uscire dalla crisi. Questa è la via che tanti giovani bellunesi hanno preso per non finire nella morsa della disoccupazione. Un esempio è Gianluigi Bristot, 30 anni, gestore del bar delle Torri in Nevegal. Visto il difficile momento del Colle, ha scelto di aprire un'azienda agricola a Mares di Belluno. Come quando avevo 20 anni c'era sto terreno qua degli zii che sono deceduti, io ho liquidati e dopo ho finito di pagare i miei debiti, mi è venuta l'idea di far rendere sto terreno, di renderlo produttivo, perché prima facevano la finazzone. Quando tutto sarà a regime, qua si produrranno tra 170 quintali di mele e si lavora per ampliare l'azienda con ciliegi e alveari. Arrivare fin qui però non è stato facile. Diciamo che c'è tanta burocrazia e ci vuole anche tanta voglia di fare, di crederci su quello che si va a fare. La vita dell'agricoltore è ricca di sacrifici. Tantissimi, ce ne vogliono tantissimi, anzi sarebbe da lavorare anche di notte e non dormire. A sostenere Gianluigi è salita l'assessore regionale Elena Donazzan, che ha visitato l'azienda, nata grazie anche a fondi europei gestiti dalla regione, fondi che però coprono solo il 60% dell'investimento, prima di visitare altre giovani realtà agresti a Posto dal Pago e Ponte nelle Alpi. L'agroalimentare tra i giovani in Veneto sta sempre più prendendo piede. Sono state 2400 le imprese di giovani agricoltori nell'anno 2012, quindi un anno difficile, che hanno deciso di intraprendere questa scelta di carattere imprenditoriale. I sacrifici e il lavoro di Gianluigi e degli altri suoi colleghi bellunesi deve diventare esempio per i più giovani, tanto che Donazzan ha già un'idea. Invitarli, magari nel momento difficile dell'inverno dove un po' sono costretti a riposarsi, verranno a parlare in qualche scuola del bellunese e non solo, per raccontare che un'altra scelta di vita si può fare. Per combattere il degrado del centro storico e gli schiamazzi notturni si apre a Padova la discussione su una